Rieccoci a TV7 Comuni, stiamo parlando del comune di Noventa Padovana con il sindaco Marcello Bano e adesso approfondiremo, sindaco, un tema molto importante e se vogliamo anche unico per la nostra regione che riguarda il comune di Noventa e quello di Vigonza, due comuni contermini che in questo momento si stanno confrontando sulla frazione di San Vito, una frazione attualmente del comune di Vigonza che ha chiesto di indire un referendum. Vediamo il contributo per capire di che cosa si tratta e a che punto è questo particolare iter. San Vito di Vigonza è un caso unico in Veneto. Da anni i 1300 abitanti di questa piccola frazione chiedono una ridefinizione dei confini territoriali, guardando ad una possibile annessione a Noventa Padovana. Una questione che ha radici antiche. In passato San Vito era geograficamente unito a Vigonza e separato da Noventa dal corso del Brenta. Con la rettificazione del corso fluviale, San Vito finì tagliato fuori dal suo originario centro, nella paradossale situazione di essere a soli 300 metri dal municipio di Noventa. Ora, dopo decenni di una scomoda divisione amministrativa, i cittadini di San Vito hanno chiesto, tramite la raccolta di 500 firme, di poter unire la loro località al comune di Noventa. Dopo che i consigli comunali dei due comuni si sono espressi a favore di un referendum, la questione è passata al vaglio dell'avvocato costituzionalista Mario Bertolissi. Entro luglio sarà quindi possibile chiedere formalmente alla Regione di modificare i confini territoriali mediante referendum. Ecco, questo in sintesi il riassunto della situazione, che come dicevamo è molto particolare in realtà per una questione geografica che in qualche modo va rivista e sanata. A che punto siamo con il percorso? Ma allora, ieri ho ricevuto la bozza dal professor Bertolissi, dovevo andare al mare e mi sono anche addormentato un po', però l'ho letta molto attentamente perché era un parere pro veritate per questa situazione qua. Quindi molto tecnico, insomma. Molto tecnico, molto normativo. Io non ho una formazione giuridica perché ho fatto agraria, però insomma qualcosina ho imparato a masticarla. Allora, primo, il processo parte per una richiesta da parte di 500 cittadini che raccolgono delle firme. Il comune di Vigonza se ne fa carico e fa una mozione, approvano una mozione in Consiglio Comunale per chiedere alla Regione, che ricordo a tutti che non sono i comuni che decidono di ridefinire i confini, ma è la Regione Veneto il soggetto preposto. La Regione Veneto ha un quadro normativo di riferimento che è la Costituzione, la Carta Costituzionale, e là c'è scritto quindi che si possono fare, che è titolare la Regione, quindi il soggetto che si applica la legge, che quindi può ridisegnare i confini, una volta, che è il terzo punto, sentite le persone, diciamo le popolazioni interessate. Allora, se sui due primi punti non c'è alcun problema, il terzo punto è l'aspetto quello più delicato. Cosa significa in questo caso? Quali sono le popolazioni interessate? Perché la Costituzione ci lascia ampio margine, dipende. Dipende da cosa, e anche là c'è un quadro normativo o esempi o storicità, eccetera. Diciamo, la storia di queste popolazioni, della cultura, cioè se hanno condiviso un percorso storico, un percorso di servizi insieme, tutte cose che San Vito e Noventa hanno, perché non si capisce dove finisce San Vito, dove incomincia Noventa, ma soprattutto c'è una specificità che è unica nel panorama, che è quella che la frazione di San Vito, che è sotto Vigonza, è completamente, non solo è completamente slegata da Vigonza, ma addirittura per andare nel proprio comune, e quindi Vigonza, deve uscire e passare per altri due comuni, o Noventa o Padova, quindi è sostanzialmente una colonia separata dal territorio naturale e quindi per forza di cose ha assorbito servizi, perché i bambini di San Vito vengono tutti a Noventa Padovana a studiare, la posta lo stesso. Adesso vorrebbero anche i servizi comunali, avere un accesso diretto all'ufficio anagrafe, ai servizi sociali, cioè tutte cose assolutamente naturali, ma d'altronde, siccome
I lavori vengono fatti, quindi le parti geografiche vengono cambiate, il mondo cambia, i corsi d'acqua vengono cambiati, i servizi lo stesso, è normale che ogni tanto ci sia una revisione e che questo non parta dall'alto agli amministratori, ma parta dal basso alle popolazioni. La vera battaglia che stiamo facendo noi però non è tanto, perché è sbagliato secondo me dire che noi stiamo facendo un'OPA su San Vito, no. Noi stiamo facendo una battaglia di civiltà per far votare San Vito. Quello che a me interessa non è tanto portare San Vito a 90 Padovana, è quello di far decidere una popolazione, indipendentemente che non è di 90, del proprio futuro attraverso un referendum. Certo. Questo è il tema. Come tra l'altro previsto dalla Costituzione. Bravissimo. Cioè, quindi per noi la priorità oggi è quello di far votare San Vito. Se dopo San Vito vuole andare a 90 noi saremo contenti e li accoglieremo a braccia aperte, se vorrà rimanere a Vigonza saremo più contenti, ma finalmente facciamo decidere i cittadini di San Vito del proprio futuro. Insomma, seguiremo questa vicenda da vicino, l'abbiamo seguita insomma, più o meno dall'inizio, dalla raccolta firme, e anzi se ci sono insomma, delle telespettatrici e dei telespettatori che vogliono commentare questo, ci scrivano, scriveteci, perché poi ne riparleremo sicuramente sia con il sindaco Bano che con il sindaco Boscaro, che abbiamo già avuto... Che è un bravissimo ragazzo, un buonissimo collega. Ne abbiamo già discusso con lui, perché effettivamente c'è una comunione di intenti anche tra comuni differenti. Andare incontro ai cittadini, questo deve essere lo spirito con cui le amministrazioni comunali si approcciano al proprio lavoro. Sindaco, visto che ci apprestiamo a raggiungere la conclusione, noi chiediamo sempre se il comune, o in questo caso appunto il sindaco nello specifico, ha una richiesta da porre alla Regione del Veneto per un qualsiasi tema che riguarda il territorio. So che molto spesso ce ne sono diverse, c'è una lista, però magari nel suo caso è diverso. Allora io tendenzialmente cerco di arrangiarmi per conto mio, nel senso che non trovo giusto avere, passatemi il termine, non dico aiutini, però supporto dove non è necessario. Una cosa chiedo alla Regione, quello di, visto che è il soggetto titolare, quello di esprimersi il prima possibile su due questioni, una quella di San Vito, che è il referendum, e la seconda è sugli ambiti, sui bacini d'ambito, perché noi abbiamo fatto una richiesta alla Regione perché vengano ridisegnati non solo i confini geografici tra San Vito e Noventa, ma anche il bacino d'ambito per il servizio rifiuti, perché come comune noi all'unanimità abbiamo fatto questa richiesta, vogliamo partire con una gara per questo tipo di servizio e quindi ci aspettiamo a breve che sia approvato in Consiglio regionale la legge che dia la possibilità alla Giunta di modificare gli ambiti territoriali. Questo cosa vorrebbe dire nel concreto? Allora, nel concreto significa che noi come Noventa non saremo obbligati a entrare in house con ETRA, con una multi-utility, quindi cambiando servizi e tariffe più alte, ma potremo perseguire la strada maestra che è quella della gara pubblica, tradotto tariffe più basse, servizi migliori, senza entrare in house. Questo è un risultato per il quale io ho lavorato un anno e so che è passato in commissione ordinamentale perché venga modificato diciamo, su una serie di leggi che si chiama ordinamentali. In commissione già è stato approvato, entro 3 settimane andrà in Consiglio regionale, dopodiché la Giunta regionale potrà modificare finalmente, perché non c'era ancora normativo, certo, i bacini, e quindi il Noventa potrà valutare se accoglie la richiesta di Noventa di uscire dal bacino Brenta Rifiuti e entrare nel bacino Padova Centro. Quindi per adesso non ci sono dei tempi, insomma è una richiesta? No, noi dobbiamo farlo, noi lo facciamo, abbiamo la presunzione, vedendo i tempi, perché è un anno che ci stiamo lavorando, è stato accolto tutto da parte della Regione, noi entro ottobre-novembre dovremo avere una risposta definitiva, perché la Regione è autonomista, se tutto il Comune, maggioranza, minoranza, chiede di poter cambiare ambito, certo, l'ambito territoriale, penso che da autonomista come la Regione non dica vado contro il Comune di Noventa, visto che non ho il servizio con ETRA, quindi
non lo so. Beh, diciamo che è un buon banco di prova per vedere. No, diciamo quanto... che Noventa è un laboratorio politico interessante. San Vito, il cambio di bacino d'ambito, la polizia locale, perché per esempio stiamo facendo una convenzione con 4 comuni dove Noventa è capofila, quindi aumentiamo il territorio della polizia locale, con che si chiamerà, se non sbaglio, Vigonovo. Saonara, Vigonovo, Stra, dove ci siamo già messi d'accordo per il nome, polizia locale di Oltrebrenta, visto che è il territorio più delicato. E come ultima cosa le chiedo, a proposito di esperimenti e di banco di prova, questa variante a consumo di suolo zero. Io spero che sia usata anche da altri. Allora, che è molto importante. Ho lavorato 1 anno e mezzo, mi sono guardati tutti gli accordi pubblici privati, tutte le richieste che venivano fatte dal 2019 che non sono mai state evase, e ho predisposto una variante con 111 accordi pubblici privati dove noi costruiremo, ma costruiremo sul consolidato e sui piani di recupero. Tradotto, andiamo a demolire capannoni fatiscenti, case brutte eccetera, andremo a rifare delle palazzine di ultima generazione, green, ecosostenibili, bellissime, ma costeranno anche qualcosina, ma andremo a migliorare ancora di più il nostro territorio senza andarlo a devastare. Cioè io non consumerò 1 metro quadro, non trasformerò, anche solo la possibilità, 1 metro quadro di terreno agricolo in terreno fabbricabile. Noi andiamo a costruire sul consolidato. E questo è nuovo sul vecchio, insomma. Esatto, e questo è un cambio di prospettiva, perché da quello che sento in giro non lo fa nessuno. Adesso stanno guardando e incasseremo anche oneri. Cioè non è che tu per forza di cose devi cementificare il territorio per finanziare opere pubbliche in conto capitale. No, stiamo dimostrando che possiamo recuperare risorse per fare investimenti in conto capitale, quindi scuole, strade ed altro, palestre, stando molto attenti al nostro territorio, che è molto fragile, che deve essere non solo salvaguardato, ma deve essere rispettato. Tant'è che un altro punto importantissimo sarà la demolizione di quegli edifici fatiscenti che sono di fronte a una villa monumentale, Villa Valmarana, e sarà rifatto un parco di 2,5 ettari, cioè più di così. Su questo abbiamo già qualche indicazione di tempo? Sì, allora febbraio 2025, scusate perché i lavori pubblici, edilizia, urbanistica, ambiente me li sono tenuti io, febbraio 2025 ci sarà la demolizione, dopodiché incomincia la demolizione di questi edifici entro febbraio 2025, quindi segnatelo, dopodiché ho già altri 200.000 per rifare il parco di fronte Villa Valmarana, il parco storico, quello alberato rimarrà, dove c'è il convitto della scuola d'inglese, là verrà fuori uno spettacolo, sarà tutto prato all'inglese con ghiaia, siepi eccetera. Sto facendo il progetto allo studio Rossettini, sono molto contento. Insomma, Noventa cambierà abbastanza. Cambierà lo skyline, noi andremo, diciamo, stiamo guardando al futuro, guardando molto al passato, cioè cercando di prendere quello che Noventa era una volta, le ville venete, pulendole da tutte le brutture e quindi valorizzando lo skyline e soprattutto i iconi visuali di Noventa. Cioè, uno viene a Noventa, è già bellissima. Sarà ancora più bella perché dopo stiamo rifacendo tutta la viabilità del centro di Noventa, metteremo tutto il porfido, lo chiuderemo, metteremo tutti i lampioni, quelli storici in ghisa, con l'illuminazione a LED, però con i modelli storici che ci sono in Prato della Valle o in altri comuni. Sì. Bene, allora seguiremo sicuramente questa trasformazione con attenzione. Cercando di raccontarla anche dal punto di vista dei cittadini, che sicuramente rimangono sempre il soggetto di tutto loro questo. Alla fine che dopo valuteranno quello che siamo riusciti a fare. Molto bene, Sindaco Bano, grazie per essere stato con noi, per aver risposto a tutte queste domande. Ci vediamo presto, continueremo a seguire Noventa da vicino, vista l'importanza di questo comune, e con i nostri telespettatori e telespettatrici ci vediamo come al solito il prossimo giovedì, sempre a partire dalle 21. Belmaris. Grazie. Infatti l'appuntamento è proprio per giovedì prossimo alle 21 su Tiriveneta, canale 19. Mi raccomando, non mancate, perché la trasmissione la costruiamo insieme a voi. Grazie di essere stati con noi a TV7 Comuni. Ricordiamo ancora che potete mandarci un messaggio al 347 247 1498 o indirizzarci una mail a tv7comuni@gruppotv7.com con i vostri quesiti
da porre ai sindaci del territorio. Grazie, una buona serata con i nostri programmi dal gruppo editoriale TV7.